C'è sempre più voglia di vacanza, di mare, di montagna, di lago, la regione del Veneto sul pezzo. Abbiamo ai nostri microfoni Federico Caner, assessore al turismo, che ci parla della situazione in corso per sviluppare e rilanciare le nostre mete turistiche. Il Veneto punta presto a diventare regione Covid-free e se l'allerta rimane alta è fondamentale pensare al domani attraverso un progetto di sviluppo che da quest'anno deve essere contemporaneamente turistico e sanitario. La regione Veneto vuole distinguersi come regione Covid-free, quindi abbiamo delle iniziative già in mente specifiche per promuovere questo. In ogni caso la regione si è già dotata dei protocolli necessari e fondamentali da fornire a tutte le strutture, non solo ricettive, ma anche penso al tema del commercio, dell'artigianato. E se la microbiologia ha fatto la differenza nella gestione dell'emergenza, ora nella regione più turistica d'Italia tocca la comunicazione. A fare eco dalle Dolomiti al lago di Garda e fino al litorale, l'appello è rivolto ai turisti che conferma il Veneto come regione sicura, oltre che fortemente attrattiva. In ogni caso noi stiamo preparando una campagna promozionale che sarà pronta a brevissimo, dove la comunicazione sarà anche questa, cioè quella di dire al turista: vieni in Veneto si sta bene, in Veneto si riesce a vivere con il distanziamento sociale, sono state prese tutte le precauzioni possibili e immaginabili, oltre al fatto di essere una regione che è già stata riconosciuta come all'avanguardia per aver gestito questa emergenza. Ecco, quindi noi vorremmo ovviamente con degli slogan specifici in sostanza far passare questo concetto del fatto di essere nella regione più accogliente d'Italia e più sicura a 360 gradi, quindi una sicurezza che non è soltanto una sicurezza nei confronti della microcriminalità, ma una sicurezza anche alimentare e una sicurezza sanitaria. Particolarmente atteso il fine settimana tra maggio e giugno, dove nel litorale veneto spunteranno finalmente i primi ombrelloni. Dico già che tra sabato e domenica, quindi questo weekend del 30 maggio, alcuni stabilimenti apriranno, balneari, quindi già operativi con ombrelloni piantati, altri invece partiranno nella settimana successiva, ma io credo che per la prima settimana di giugno un po' tutti gli stabilimenti balneari saranno operativi.